Mi sto facendo il portatelefono per la moto perché oggi è andata bene, ero andato da clienti che conoscevo, però per gli altri mi tocca avere un navigatore, cioè non posso perdere tempo, andare su Ezo come un storniolo. Ok, inizia l'estate, adesso inizia la stagione, è venuta una sorta di inverno prematuro, non si capisce, dovrebbe essere primavera quasi estate. Mettiamo su quello, piccoli esperimenti. Mi si è staccato il portachiavi qua in carbonio, ma aspetto di riverniciare il serbatoio per rimetterlo su. Ok, funzionano. Freno, perfetto, funziona. Giustamente perdo un bullone giù per il motore. Considerato tutto il tempo che ci ho messo, se pagavo un meccanico. Ma non sono contento, allora ho messo il copripignone in carbonio, il colone monoposto è temporaneo perché mancano pezzi, manca l'adattatore sotto. Adesso sto facendo le viti tutte uguali per la carrozzeria e poi ci monto i ganci rapidi che sono tutti nuovi, cromati, tutti uguali più che altro soprattutto. Guarda che razza e pasta e fai in una, guarda qua che mestieri. Minchia se mi manca il camper. Ma vabbè, nel frattempo ora qua. E ora vabbè, qua sono ancora avanti metà graffette e poi nuovi sganzi rapidi. Vabbè, cassare. Qui, vabbè, ho raddrizzato innanzitutto i semimanubri perché mi trovo meglio così. In fondo io sono nato con le moto da corsa, quindi non sono abituato all'angolazione dei semimanubri. Mi trovavo male invece quando erano dritti. Qui c'è la porta USB che credo metterò qui, adesso me la studio bene. L'ho fatta passare per sotto i condotti dell'airbox. Usciamo di qua, spero non sia troppo caldo. Il cavo qui del radiatore, il tubo del radiatore, e dopodiché andiamo direttamente in batteria qua. Il fusibile c'è già in dotazione. Per questa cosa qui, allora il codone ancora non torna, è abbastanza smollo perché manca un adattatore per il mio telaietto, quindi devo andare a zona Padova a farmelo dare. Successivamente qui ho preso un modellino da verniciare del Ducati e utilizzerò il colore del modellino per ritoccare sta roba. Mi piace sistemare le cose, sto riverniciando la staffa e la batteria perché le cose pulite e uniformi prendono tutt'altro valore. Ok, funziona tutto, adesso fascetto. Pensavo di metterla qui, guarda, sotto qui, ok, e qua fissato, non so, con due microvitine che mi secca a bucare l'airbox in carbonio, però credo anche che me lo terrò per sempre, insomma, il carica USB, quindi qua, ecco, non darà fastidio, sì, che non c'entra niente con il manubrio, non tocca niente, è perfetto là, un po' di riattivante e WD-40 dove serve. Andiamo a vedere come sta Pullman. Hai in acciaio come prima? Sì. Che storiazza. È fatta bene la vecchia insemenia a venire addosso. Se io tiro a nuovo. Ma tessi un missile! No, è stato ricostruito. Identico! Sì, no, è il suo. È stato riassemblato tutto quanto. Grazie. Mamma mia. I pomeriggi a casa di Mirko che è ancora da arrivare. Sono passato a trovare anche a Mirko a fare la moto.
Perché vi faccio vedere, perché gli è tutti bravi a farsi vedere fighi eccetera, ma pochi si fa vedere mone per quel che è. Allora il mona qui presente ha lavato la moto con uno sgrassatore per forno, guarda, ho disastrato tutto. È vero che tutti questi pezzi, vedi anche le pedaline che ho rovinato, andavano smontati e devo rianodizzarli poi quest'inverno, per carità ritorna tutto nuovo, tranne il forcellone lì, mono dietro, quello no, è molto complesso da togliere, bisogna rovinare anche il motore, vabbè. E ho montato il famoso gommino della leva del cambio. Mi raccomando. Bene, tutto procede a gonfie vele, tutto procede per il meglio, dai. Siamo fiduciosi e non vedo l'ora che mi ritorni da casa. Sto guardando qua se c'era qualcosa di simpatico a farti vedere, ma non c'è nulla di particolare. Tranne il furgone dei pompieri, chi va de moda in Austria, non so se può interessarti. Il famoso carbonio mania. Mi fa Mirko, te porto da un amico che fa carbonio. È quello che vende i pezzi in carbonio su eBay e in giro, abbastanza famoso. Vediamo un po' la zona, infatti anche Desmo Market è a Tombolo in provincia di Padova, è proprio la zona, il paradiso dei ducatisti e dei motociclisti. Devi guardare chi che è qua, Mirko. Io sicuro che devi fare a risparmio. Immagino, vedo che Come un 748 col motore 996. Aspetta, ti sei curioso di vedere, ma che se mio veramente vedi tu diventare vecchi, Mirko, è una brutta roba. Perché mi sono convinto di averlo visto, ma non l'ho visto. Forse tipo chi déjà. Ah, ecco, no, non avevi finito il pavimento, adesso ho finito tutto. Bello, bello così. Molto bello. Come ti diceva Maria prima. Ah, avrà è montata. No, forse montata, no, avevo vista. Bellissima la tavola, ragazzi, dal vivo. Non so se si riesce a capire in video. Da quel senso proprio di solidità. Pesantina, pesantina. Dal suo Prima Maria ti senso diceva di... piano di cottura infinito, no? Poi altro che gli americani, in più Mirko anche al bagno e anche alla doccia, che magari non tutti sanno, ma gli americani hanno questa tendenza a farsi questi van anche a 7 metri con una cucina enorme. Esatto. E senza bagno, Esatto. Così caga fuori All'aria aperta. E la piastra induzione nuova. Anche a macchina Per orizzontale l'hai messa, che storia. A destra te vedi i fornei? Sì, Ma penso il questo, contrario, a destra i fornei, guarda questo che, è nato così. che storia, tanta roba. E il letto t'ha ancora da montare, piccolo dettaglio. Adesso ti faccio vedere perché la macchinetta del caffè. Ah, Mirko che tenia tanta macchinetta del caffè, tu sai, ti guardi la macchinetta del caffè di Mirko. Mi ha menzionato tipo 7 volte, cioè non tutto l'impianto che l'ha fatta, che le gas frie, cioè no, la macchinetta del caffè. Roba importante, la macchinetta del caffè. Quello per l'inverter. Copertura artigianale per l'inverter. Il carter per l'inverter. Aspetta, perché adesso sono anche i termini specifici, non arrivi in modo, vedi tu. Porco can, qua vedete così perché è il sottoschienale, qua c'è un sedile, qua c'è il suo, come si chiamano, cuscino, Esatto. e schienale. Ok ragazzi, anche a voi, se avete un camperino che ci tenete, però gli manca qualcosa che non sapete, provate a ragionare sul parquet, cioè cambia tantissimo. Anche io quella volta su Scarossa avevo messo del linoleum, questo è un vero parquet, quelli lì componibili diciamo. Io invece avevo messo linoleum, che è una sorta di gomma da tagliare, da incollare, da mettere, ma vederlo con questo bel color travi di legno, piuttosto che di solito i camper hanno quel, come si chiama Mirko? No, che il melange, quello con i puntini là, come effetto, no, marmo, no. Sì, specie di marmo. Sì. Siamo capiti. E cambia tanto con una minima spesa, insomma, poca spesa, tanta resa, se dicono altri. L'hai montata? È vero. Sì. A luce a LED che fa tutto il giro della cucina. Porca miseria, pensa che vuoi avendo a Camillo ma guai a te se te osa. È tanta roba sto furgonato, credo che per il momento sia il furgonato che mi è piaciuto di più di tutti, personalmente. E strutturalmente parlando invece no, nel senso che è il classico. Strutturalmente mi attira quello di Miller, o meglio la dinette
di Miller, perché Miller dietro ha fatto un ferro di cavallo, però esatto, col letto basculante, in più mi pare il tavolino, cioè ha fatto un UFO robot che è una figata pazzesca, cioè che può montare lo scooter, può montare la bici, può mangiare, può dormire, ha fatto un capolavoro Miller per quanto riguarda la dinette. Però per quanto riguarda i dettagli, colori, sai che io sono fissato con i colori eccetera, per me Camillo per il momento è forse il miglior, va anche forse ne ho visti pochi, Mirko. Il Font Vendom mi piaceva che a volte, ma poi il discorso forse della doccia che diventava armadio, ma ma come mobilio, guarda come fa, è molto più ammorbidito rispetto a quelli che vedo, non è discoteca il camper di Mirko, vedi che è un bel legno di montagna, quell'effetto baitina di montagna che piace a me questi piacciono, queste robe qua piacciono. Un bottoglietto per compressore, quindi adesso il compressore accumula l'aria, quindi con molta più aria. C'è stato l'anno in cui questa roba era normalissima, cioè era lo standard, la moda del periodo, tipo gli Ymer erano quelli che facevano meglio questo giochetto, cioè il giochetto baitina di montagna. Poi è cambiata la moda e adesso la moda è studio odontoiatrico, ok? Sì, quindi esatto. tutti lucidi, tutti cromai, per carità, piace o non piace, io non Tutto sono bianco. nessuno per giudicare, io Tutto però, bianco. esatto, non vorrei mai un camper del genere. A me piacciono quelli come il suo o come gli Ymer di, tra virgolette, una volta. Cioè, cosa si parla? Sì, no, quei vecchi. No. Adesso non... Senti quanta veneticità in fondo, senti. Sta a sentire porchi che gira prima? È un peccato però non fare il video di cortesie per i camperisti. Avevo anche il pigiamino del Mirko da recensire e vabbè, sta puntata è andata così. Oh yeah. It's all about you. One time. I'ma say it's all about you, baby. It's all about you. It's Drew down in the house with my boy Piznock, you know what It's all I'm saying? about you. Yeah, I'ma say it's all about you, but you know I'm lying, no. Yeah. You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch? Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, these games like my religion. You could be rolling with the thug. Instead you with the sweet scrub, looking for some love in every club. I see you staring like you want it. Well baby, if you got it, better flaunt it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night. Bumping the walls as a pause, addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Saying you ain't impressed with the money you make. Guess it's true what they telling me. Fresh out of jail like